Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina una scossa di terremoto è stata registrata dall'INGV, anzi dall'osservatorio vesuviano, nella zona dei Campi Flegrei, quindi ad avvertirla purtroppo è stata tutta la zona Flegrei, ma anche ragazzi pure i quartieri di Napoli, come Fuorigrotta e pure Bagnoli. Diciamo che la scossa è stata registrata dall'osservatorio vesuviano alle ore 7:08 con magnitudo 2.2, con l'epicentro più o meno nella zona dei Pisciarelli. La profondità, ragazzi, pochissima, quindi in effetti a solo 2 km, quindi è stata molto sentita dalla popolazione, perché anche se la magnitudo, ragazzi, è stata bassa, 2.2, ma ragazzi 2 km è un po' troppo sopra, quindi credo che si debba sentire per forza ballare la terra, come ho scritto io. Quindi tante sono state le chiamate giustamente all'osservatorio vesuviano, che rivelavano che il sito era andato in tilt dalle tante chiamate, quindi anche le linee erano intasate, la gente è scappata, qualcuno in strada. Diciamo che è un po' di casino, perciò ho scritto alba di paura in effetti nella zona di Napoli, perché la gente si è svegliata davvero con la paura addosso in effetti. Quindi è stata sentita fuori grotta, Bagnoli, la gente diciamo ha detto di aver sentito come alcuni secondi tremare sotto ai loro piedi. Quindi diciamo che l'osservatorio ha detto è un evento sismico che rientra, diciamo, nell'allerta gialla della caldera dei Campi Flegrei. Questo l'ha dichiarato Francesca Bianco, che è la direttrice dell'osservatorio. Quindi in effetti ha detto che loro stanno sempre monitorando la zona, però dicono non c'è motivo di allarmarsi. Quindi però, anche se è un po' difficile, una cosa a dirlo e una cosa a farsi. Quindi immaginate che la maggior parte, chi si stava alzando, chi si stava svegliando e chi dormiva, immagina che il tuo letto balla. Io non credo che nessuno riesca a rimanere calmo, non credo neanche io, forse non lo rimarrei. Quindi è anche normale che la gente ha incominciato a chiamare da tutti i lati per vedere cosa stava succedendo in effetti. Quindi purtroppo però si sono intasate le linee, internet è andato in tilt all'osservatorio. Già immagino che quasi tutti i napoletani quindi hanno chiamato l'osservatorio per capire che stava succedendo. Quindi diciamo che era tutto bloccato, i telefoni, la rete, tutto. Loro dicono sempre che è tutto monitorato, anche se sappiamo benissimamente, ragazzi, che i Campi Flegrei, come ben sappiamo, ragazzi, non è un vulcano normale, bensì un super vulcano. Quindi io a volte ho fatto delle dirette dove dico che sinceramente i Campi Flegrei, ragazzi, è come stare su una bomba a orologeria. In effetti mi dispiace dirlo per gli amici napoletani, ma anche per me che sono di Salerno, diciamo, se saltano i Campi Flegrei, ragazzi, non è che io a Salerno io me la passi un po', diciamo, migliore degli altri. In effetti anche da me arriverà questo mostro, come lo chiamo io in effetti, perché ragazzi quello è un super vulcano, è come Yellowstone, e quindi perciò si chiama caldera, perché in effetti significa che prende, diciamo, mezza Napoli, se la prende sotto. Diciamo che Napoli in effetti mezza Napoli sta sotto una caldera di magma, tanto per essere un po' più sempliciotti nel parlare, senza usare termini proprio che, diciamo, scientifici. Quindi diciamo che mezza Napoli starebbe sotto a un mantello di magma, immaginate, no? Quindi immaginate che succede se questo coso esplode, ragazzi. Vi dico che Salerno non sta sicuro, immaginarsi chi abita lì oppure sta nei dintorni. Sono notizie, purtroppo, ripeto, che mi dispiace doverle dire, ma come ben sapete io non dico bugie, non mi piace mentire.
A volte qualcuno mi fa una domanda: Giuseppe, ma io abito qua, sto sicuro? Io dico no, non stai sicuro, perché non voglio prendere in giro mai nessuno. Brutta verità, però dico la verità. Quindi non posso dire a un ragazzo oppure a una signora, dico io abito qua ma sto sicuro, che non posso dire sì signora, non vi preoccupate, mentirei a me stesso e non mi piace fare questo. Quindi diciamo che tutti quelli che abitano nella zona vesuviana e tutti quelli che abitano vicino a Vesuvio, ragazzi, in caso, e speriamo, facciamo corna che non succeda mai, tutte le persone che abitano più o meno nei primi 10 km vicino ai Campi Flegrei, ragazzi, non avranno il tempo di dire ah. Quindi questo non è che io voglio far mettere paura alle persone, voglio solamente aprire gli occhi e dire veramente come stanno le cose, ma non devo dirlo io, ciao Giuliana, perché basta andare un po' in giro sulle notizie e scrivere semplicemente in caso di eruzione dei Campi Flegrei che cosa succede. Allora dico sinceramente, troverete scritto Napoli scompare, Salerno lo stesso, diciamo la Campania scompare quasi, diciamo quasi, poi ci sarà, diciamo, un cambiamento climatico stamattina, Giuliana, alle 7. Un cambiamento climatico a livello globale, non si parla della Campania, qua si parla globale del mondo. Quindi è come Yellowstone, in effetti se Yellowstone esplode, diciamo che tutti gli Stati Uniti devono evacuare. 2.2, solo la profondità è stata pochissima, 2 km, capisci? Quindi è stato proprio, come diciamo qua in napoletano, un gop, quindi davvero poca profondità. Quindi è stata sentita molto perché la profondità era proprio, era quasi in superficie, si può dire. Quindi ecco perché tutti i napoletani, sì, a parte i Gamer, che se esplode Yellowstone oppure i Campi Flegrei è la stessa cosa, quindi mettiamo il punto che se uno dei due per puro caso dovesse esplodere sarebbe la fine di quasi tutto il mondo. Non dico tutto, ma chi non morirebbe, diciamo, nell'esplosione del vulcano morirebbe successivamente perché il Sole verrebbe oscurato per 4 anni, la Terra diventerebbe tipo era glaciale, quindi in effetti ci sarebbero a livello mondiale gli effetti del vulcano, in effetti, quindi sia Yellowstone che Campi Flegrei fanno paura. Quindi è meglio che sti cosi stanno proprio fermi. Il vulcano, il Vesuvio, rispetto ai Campi Flegrei e a Yellowstone è un giocattolo, tanto per dire. Diciamo che il Vesuvio potrebbe distruggere Napoli città, paesi vicini, questo sì, ma i Campi Flegrei no. E Gamer, mi dispiace, sì, purtroppo, sì. In effetti non avresti il tempo di andare da nessuna parte, ma a parte gli scherzi, quindi speriamo non succeda mai. Ma non avresti nessuna... Ma neanche a Salerno, pensa un po', io a Salerno, se per puro caso i Campi Flegrei, forse avrei 3-4 minuti rispetto a te, ma non di più. Faccio la stessa fine tua, non ti preoccupare. Vivrò 4 minuti in più, in effetti, il tempo di capire dove nascondermi, ma poi ciao ciao, quindi non posso nascondermi, in effetti arriverebbe un'onda d'urto pazzesca, quindi un calore micidiale che non ci lascia scampo, quindi poi l'altra parte del mondo dove stanno più lontani, in seguito diciamo all'esplosione ci saranno i cambiamenti climatici e quindi se non muoiono di peste, sì sì ha voglia, sì, la Toscana, tutta l'Italia, qua si parla a livello mondiale, quindi pure in Australia, pure in America ne risentirebbero, figurati in Toscana. Ragazzi, tutta l'Italia, se salta in aria questo cosa a Napoli è a rischio, quindi
non si salva nessuno, né Trentino Alto Adige, né Val d'Aosta, né Lombardia, né Piemonte, né Sicilia, né la Calabria, nessuno ragazzi, neanche la Sardegna se per questo. Quindi se esplode questo coso l'Italia intera va a pezzi sicuro, per prima. Stai proprio bello allora, camera tu proprio, stai proprio bello, proprio sopra sopra tu. Diciamo che tu stai proprio piazzato in prima, in pole position, come la Ferrari. Guarda, io sinceramente, camera, lo so, a volte è difficile dire la verità. Io ti giuro, se abiterei lì vicino a Vesuvio, non dico neanche i Campi Flegrei, già vicino a Vesuvio, avrei fatto valigie e valigiotte e via. Guarda, io la cosa, io già certe volte mi fisso, certe volte no, su certe cose. Quindi diciamo, ma pensare di stare sopra un vulcano di quella portata, poi è come se io abitassi a Yellowstone, ma come faccio a stare là, dai? Cioè là ci abitano pure le persone normali, sì, però a pensiero solo di pensare che quello in un solo secondo distrugge tutto, dico ma andrei dalla parte opposta. Lo so che è difficile per tutti i napoletani, ma per tutti pure gli americani cambiare vita, andare da un'altra parte, andare via dal proprio paese. Lo so perché pure io sono stato tanti anni fuori, lo so che è brutto stare lontano da casa. Lo so, te lo sto dicendo, lo so, Gamer. Perciò sto dicendo, uno ha fatto i mutui, ha fatto tanti sacrifici per avere una casa, lo so, quello stavo dicendo. Quindi pure io qua a Salerno, che devo fare? Pure io qua rischio stando a Salerno, non pensare, quindi in effetti dopo di te vengo io, ma che devo fare? Io sono nato a Salerno e come si dice, morirò a Salerno, quindi in effetti se deve succedere ragazzi succede, se no, no andiamo avanti, quindi non possiamo farci nulla, quindi anche se è brutto, ma la realtà è questa qui. In effetti, uno dice i Campi Flegrei è un problema di Napoli, è un problema solo di Napoli. Qualche volta, sa, quando hanno fatto le scritte i Campi Flegrei vi laveranno in senso offensivo ai napoletani. Io volevo dire, guarda, se per questo toccherà pure a te, quindi non è che ai napoletani. Molte volte, sai, su Facebook scrivono queste frasi, i Campi Flegrei distruggeranno Napoli, c'è la Campania, tutto il sud andrà distrutto e via. No, no, ragazzi, insieme a noi vedete anche voi, quindi è inutile giocarci, quindi sì, sì, la gente è convinta, chi abita in Lombardia, che se esplode i Campi Flegrei, i napoletani, i salernitani, quelli di Avellino, sono andati via, ciao ciao, se te ne accorgi poi che è capace di fare questo coso. Questo se esplode butta tutta l'Italia per terra, poi colpirà gli Stati Uniti, Germania, Francia, tutti gli altri paesi. Quindi pensate un po' quanto è grande sto coso. Quindi è come se fosse Yellowstone, però italiano. Quindi una cosa gigantesca, quindi non cambia nulla. In effetti loro possono dire se il Vesuvio è erutto, allora hanno ragione come dicono loro che solo Napoli sarà colpita, ma se invece l'altro, Lombardia, Veneti, tutti questi della Padania vengono insieme a noi, quindi non è che solo perché stanno in Padania, come dicono loro, si salveranno, quindi faranno la stessa fine nostra, solo a differenza un po' più tardi, dopo 10 minuti rispetto a noi. Sì, sì, però voglio dire, a volte loro giocano dicendo i Campi Flegrei è un problema di Napoli, della Campania, no? È un problema di tutto il mondo. Quindi in primis della Campania e di tutta l'Italia. Poi è a livello mondiale. Penso un po' quanto è grosso sto coso che distruggerebbe l'Italia, diciamo, in un'oretta più o meno.
appunto stiamo tutti sotto il cielo e poi dopo arriverebbero le conseguenze anche in Europa e Stati Uniti, Australia, Polo Nord, Polo Sud, quindi a livello mondiale, quindi non è un problema di Napoli e della Campania. Vabbè ragazzi, speriamo non succeda mai niente, ma stiamo buoni, non ci pensiamo, quindi è stata una scossa diciamo normale, 2.2, è stata a 2 km di profondità, perciò è stata molto sentita, però non ci stanno danni a coso persone, quindi diciamo ci è andata bene, diciamo così, quindi è passata a paura. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi.